Non potevo. No, era troppo sbudellato, gli faceva schifo a Christian, ha pure ragione. È stato lottato? Sì, abbiamo rubato tutto, però. Ho tutto io, tutto io. Aveva solo soldi, munizioni e un borsone, poi guardo cosa c'è dentro il borsone. La cosa incredibile che mi chiedo è come cazzo ho fatto a riconoscermi con la maschera. Boh. Secondo te sarà il ciuffo che mi esce dalla testa, fratello? Magari ti ha riconosciuto dal tono di voce. È vero. Secondo te quelle due persone che ci hanno fermato prima ritornano? Non lo so, non gli conviene però. In effetti non abbiamo nessun posto nella nostra gang. Adesso Se che è arrivato facciamo- mio cugino. Li facciamo accomodare dentro. Poi diciamo che se qualcuno ci chiede qualcosa, sono entrati armati, volevano rapinarci. Vabbè, Ci siamo difesi. solo se fanno cazzate. Se non fanno nulla. Gli abbiamo già detto di non entrare. Sei troppo morbido, fratello. È per questo che ho bisogno di un fratello come te. Sì, Io ma- riuscivo a fare una piccola riunione, devo parlare con te. Vai, quando vuoi siamo all'841, bro. Vieni qua che. Bravo, dietro di te! Di che cazzo è sta macchina rossa? Ah, te lo devo spiegare, l'ho procurata io, fra. Vieni, Celestino. L'hai comprata? Crystal, vieni pure tu, visto che sei interessato. Pure... Come cazzo è mio cugino? C'è una dietro di te. Del dottore con i capelli bianchi. Sì. È il direttore dell'ospedale. Ok, è uno rompicazzi, cioè. Abbastanza. Si sa abbastanza. Tu che Diciamo lavori in che- ospedale, se dovesse arrivare sto Andrea Bonavero, l'avete seppellito? Bene, c'è il rischio che lo trovano sto corpo. Non penso che Seppellito. Che ne so, dato in branco ai leoni, portato su Ciglia e lanciato di sotto. Ma io gli ho pezzettini gli ho solo incementati. scorreggiato sopra, ti ricordi? Tutti i fagioli che mangio vaporizzerai in un paio di minuti. Se lei mi arriva così, senza preavviso, io magari... No, la pressione. Cristian. No, la pressione. Oddio mio, si sta benissimo là sotto. ve lo garantisco. Ecco, lo sapevo, guarda. Sono un porcellino d'India. Gioletto, digli che sei caduto dal letto. Hai fatto rima. Comunque, Che bello, bro, fare la rima. stavo dicendo, ragazzi, questa qui è la nostra prima operazione. Damon. Vorrei fare un applauso Amore mio. al nostro Artemio. Grazie, dai, non E direi, dovete. ragazzi, Non dovete. Di No, brindare. fate sentire male, dai, con ste cose. No, dai, porca puttana. No. Ah. Mi sa che Come non si sei sta tanto- È arrivato il momento, raga, non vorrei dire non solo di brindare, ma anche... Minchia se ci vuole, com'è? Fresca, Giorgio? Ah, voglia. Porca puttana. Aspetta. Crystal, Artemio, entra pure esatto. te. Ci capiamo, lupo di mare. Entra pure te, Crystal, dai, io non ti guardo, vado in casa, No. Dai, Crystal, è un ordine del capo, Ragazzi, niente io di chiuderò personale. gli occhietti. Vai, Crystal, dai, spogliati, siamo tutti dentro, nessuno ti vede. Mi raccomando, in costume, non vogliamo spingerti. Minchia, la faccia che nessuno vede. Zitto. pantaloni a destra e... Preparate i telefoni, raga, preparate i telefoni. Io preparavo questo, guarda. Porca puttana, c'è l'arsenale qua. Non penso conosca la zona. Oh, raga. Brava, Crystal. Avvicinati più verso tutti. Nuota verso tutti gli angoli. Verso il tavolo. Verso il tavolo. Tu vai avanti, vai avanti. Bravissima. Bravissima, Cristian. Ok. Avete fatto. Fatto. Minchia addosso ti sono. Artemio, guarda quella che ti ho dato, ti prego. Un secondo, guardatela. Anch'io voglio vederla. Passa. È meglio di no. Passamela, dai. Oddio, ma quello c'è morto. Bro. Ah, ho fatto tipo i conigli quando vengono, capito? Oddio. Ok, Aspetta io che te la ho finito, passo. posso- Bro.
Mi devi dare il telefono, tu non l'ho dimenticato. Ok. Crista, Artemio, vieni un attimo. Stai tranquilla, ragazza. Dimmi, Artemio. No, niente, così Le macchine, osservo. raga. Mi sto rilassando. Sì, sì, fai pure, questa è casa tua. Ho detto che... No, questa è casa mia intanto, chi è che paga? Ragazzi, andate a vedere l'auto, così no. Ma le auto è normale, si sono depositate. Oh. Piedi sono miei. Non mi dire, bro, che tu mi stupisci. Arte, guarda la fotopiedi. Sono 100k foto. 100k foto? Non hai visto quello che ho Vabbè, fatto fai io? il culo, dai. Aia. Stavo facendo la foto. Dovevo fare un selfie. Foto? A chi? Oh, io un selfie con la squadra qua. Ma noi senza saperlo abbiamo scelto gli stessi pantaloni, cugino, ma siamo troppo fighi. Ma bro, noi abbiamo stile. Però devo andarmi a cambiare questa giacca. Mi hanno fatto tutti dei complimenti di merda, mettiamola così. A parte che è strappata. Ah, vabbè, ma è bellissima, vedi. Sembra un po' la tovaglia del picnic di mia nonna. Andiamo? Vieni qua vicino alla Ma che cazzo abbiamo la Vabbè, sirena? sali. Abbiamo la sirena. Ah, no, è la testa di Cristo. Pensavo la sirena. Oh, questa voglio! Di Celestino. Di Celestino. Ma quanti cazzo di macchine c'ha Celestino? Scendete, Aspetta, io se me la scendete. presta. E uno viene Sentite qua. Celestino! Cugino, che faccio? Gli buco le gomme? Sì. Cugino, gli buco le gomme? Gliele distruggo, gli distruggo le portiere, apri le portiere. Vai, vieni da me. Raga, dove siete, raga? Arteo, mi faccio prestare la macchina da Celestino o vengo con la tua? Rompi le altre due. No, farà. Allora, Dimmi. diteci. Vieni qua, vieni qua. Che vuoi? Ma è vostra quella macchina tutta spasciata lì? Fermi Y. Avete stile, ragazzi. Le auto Non spasciate ho mi sono fatto sempre nulla. piaciute. Grazie per la salve, cosa prezioso. Allora, ragazzi, voi due, non so perché, ma a pelle, mi piacete. Tu, vabbè, tu sei riuscito da Star Wars Guerre Stellari. Ma l'altro col cappello a stile. Vedete questo qui con i capelli bianchi, che non sono io, l'altro con i capelli bianchi. Vattene a fanculo. Ecco, vedi già che ispira odio, no? Ma chi sono questi due? Allora, due persone chiedono se abbiamo una gang, se abbiamo spazio. Non so cosa ve lo fa pensare che noi siamo una gang. Vabbè, cioè siamo 96 in un negozio. Beh, direi Siamo che tutti amici. diciamo che il sospetto può. C'erano i saldi. Farti saltare la Grazie. testa, capito? Vabbè, non faccio Allora, se domande. uno entra a comprarsi dei vestiti, no? Buonasera, saluto, tutto. Se fatti faccio esempio, noi due siamo in cerca di qualcosa, ti faccio esempio, no? Di una gang, una mafia, qualcosa. Se uno non domanda a qualche persona che vede in giro, come potrebbe mai scoprire che se quello è una persona mafiosa? Vabbè, dai, è stato onesto, è stato No, onesto. no, sì, ci sta, però tu hai trovato lui che è molto gentile, simpatico, come vedi è stato subito disponibile, tipo se Bro, non farmi tutti sti complimenti, dai, bravo. Se riuscite a portarli a termine si può parlare di affari. Va bene, Lasciateci un recapito o una radio dove contattarvi e lo faremo. Semplice. va bene. Avete una radio? Se sbaglierete, ovviamente quello che rischiate, Giustamente tu devi dire cose è la vita. possibili, eh? ok? E mi dispiace, mi viene- io mi vi viene chiedo dire cose scusa possibili. intanto per la faccia di Christian che l'avete vista. Perdonatemi. Che cazzo vuoi? Ma che stracazzo Vabbè, hanno vuoi? compensato guardando Dai, quello della Artemio. ragazza che aveva alla mia sinistra, quindi. Ah, a proposito, dai, questa, vaffanculo tutti. questa ragazza fa parte della nostra Zitto, famiglia. non ti resto, Di conseguenza, non ti sul codo, di eh? conseguenza significa che, Che palle, non è giusto il così. suo è nostro, è mio. Capito? No. Allora, dimmi un numero che ti Vabbè, piace. cambiamo discorso. Lei è single. Meno male che colpisce mio cugino. Io mi devo Christian. Oh, capitano. Oh, bro, riprenditi, bro. No, a posto, la badetta non ci va. Oh, voglio i vestiti Io della- vado a Ok, fare il vieni, riferimento in vieni. ospedale, torno subito. Buonasera Vai, signori. vai, vai. Ma che cazzo è? Tu ce le Chi è scrivi, questo? c'è qualcosa? Chi cazzo Siamo aspetta? fuori. Chi è questo? dominio. Sì, Allora, lei lo ti conosce? cercano. Lo posso trovare in città da qualche parte? Eccolo. Chi è lei? Bello mio! Ciao, sono Dario! Dario Buonafede, bro! Ti ricordo che abbiamo lavorato insieme? Buona fede.
Chi cazzo è questo? Bonafede, il fratello di Andrea Bonafede. Cosa? Aspetta, cosa? Ragazzi, torniamo. E dov'è tuo fratello adesso? Ti volevo parlare proprio di questo. Sono venuto in città per Che cazzo parlarti. è quello? Aspetta. È possibile Che cazzo è parlare con questo? lei? È con te questo? Quello dietro qua dietro è con te? No, non lo conosco, io sono da solo in città. Già, vi attimo. Un attimo, Dario, aspettaci qua. Ehi, sto parlando con te, cerchi qualcuno? Prego. Ti Cerchi serve qualcuno? qualcosa? No, sto andando al negozio di vestiti. Ah, prego. Prego. Nasconditi lì dietro tu e appena ci vai alle spalle. Fermo. Allora. Fermo. Chi siete voi? Purtroppo non ci possiamo fidare di nessuno, soprattutto quando Bonafede è il tuo cognome. Siccome non so come cazzo funzionano queste tecnologie, me lo può mettere l'841 nel GPS o si arrabbia se gli chiedo un compito del genere. Artemio, dimmi te. No, Io è vi chiedo solo disarmato. se è possibile qualcosa da mangiare e da bere, che ho fatto un lungo viaggio e sono affamato e Hai disidratato. qualcosa tu, Cri? Sì. Grazie signori. Ti stiamo dando del cibo, dell'acqua, Grazie sopravviverai oggi. Ma non sappiamo se sopravviverai. Oh! Sono passati, Raga, sono passati. Raga, le pistole. Non puntarli, non farti vedere. Ragazzi, fermata che vi chiede Se varcano questa zona, sparate all'auto. È qua davanti appostato. Sta scendendo. Chi sei? Tu chi sei? Chi sei? Parla. Sono un amico di Zack. Chi è Zack? Ok. Di Brian. Scusa, lo conosco. Scusate. Ma Come cazzo lo conosci? Bro, io non, come cazzo, che cazzo di capelli ti sei fatto, bro? Oh, non mi chiedere cose troppo belle. Ma non ti vedo da tipo 20 anni. Mi stavo cacando. Porca visto? puttana. Ma non mi ricordo, ma noi abbiamo fatto le elementari insieme. Che cazzo? Ma aspetta, cazzo, non lo conosco, non mi ricordo di Come lui. non lo conosci? Aspetta, ma Lo conosci o non lo conosci? Non me lo ricordavo, adesso che l'ho visto di profilo, con gli occhiali. Ma dove l'hai presa questa macchina? Ma abbiamo fatto le elementari insieme? L'ho comprato quest'auto. La Yamaha Abbiamo auto antiche. Abbiamo fatto, come dire, le scuole insieme. Porca puttana, bro. Sei invecchiato malissimo. Che cazzo fai Napoli te? È tutto a posto. Allora, Dario. Sì. Dice che è un vecchio amico di Brian. Ti giuro Tieni che le mani in alto. stavo per freddare. Allora, Dario. Come sai, la situazione è un po' complicata. Tuo Artemio. fratello viene Alza le qui. corde, Artemio. Tuo fratello viene qui. Ci minaccia, ci sfida e alla fine ci tradisce. Portando con sé tanti dei nostri segreti e tante cose belle. Fortunatamente adesso mangia terra. E quindi non sa più un Io ti cazzo. posso dire che, come ti ho detto anche per strada, lo dico anche davanti ai tuoi uomini qui, io l'avevo mandato in questa città per far sì che lui poteva avere una seconda possibilità, perché era sempre che combinava casini nella vecchia città. Ma a quanto pare non ha voluto prendere E tu questa perché occasione. mandi da me una persona che Io pensavo sai che è potessi- inaffidabile? Perché mi aveva promesso che sarebbe cambiato, era la sua ultima Rampe. possibilità. A questo punto non c'era altra fine per lui se non questa che appunto mi avete raccontato. Mi dispiace perché Di cosa ti occupavi prima di venire in città? Io facevo parte di una fazione nella vecchia città e in più lavoravo con le armi. Lavoravi con le armi ed eri in una fazione. Esattamente. Può servire volendo una persona così. Però sappi, Io mi metto a disposizione anche per rimediare ai problemi che ha dato mio fratello, perché lo dovrai fare. Non ti ci metterai tu a disposizione. Farai quello che ti diciamo noi. E se hai qualche domanda, dubbio, Senza qualsiasi dubbio. cosa. Vedi queste pistole? mi conquisterò la sua fiducia, boss. Sarà meglio per lei. Ma come procede fuori? Quel tipo che tu hai fermato
lì che voleva comprare i vestiti, secondo te potrebbe essere un problema? No, no. Ha visto Puoi tutto stare però. tranquilli. No, potete stare tranquilli, fidatevi di me. Ok. Nel senso che l'hai freddato senza dircelo? Gli ho dato la mia macchina, quindi potete fidarvi. La tua macchina? Come gli hai dato la tua Sì. macchina? Una delle mie, sì, poi me la torna. Che cosa avete fatto voi due Pino, non insieme? farmi fare brutta figura, per favore parcheggia Niente, bene sono questa andata a macchina. vendere un po' di oro. Io sono Artemio, figlio di Pindirino, nipote. Ma cosa fai visto? Prende per il culo, mio cugino di merda. Scusami, Cristian. Vattene a Ah, fare. Non picchiarmi il segretario! No, E io lo picchio invece. Testa di cazzo! Basta, basta! Minchia sentava! io non ho mai tirato pugni a un cazzo di nessuno, ma Cristian... Oddio! Oddio! Fermo, fermo, fermo! Fermo! La finite? Che cazzo. Dio. Maria le lacrime. Siamo buoni? Maria. Dimmi. No!